della squadra sottufficiali, capitano di vascello Gianluca Buccilli. Siamo con il primo classificato assoluto della Marcialonga Vivi Città, il signor Argese Francesco. Una bellissima coppa e soprattutto un grande riconoscimento da parte dei suoi colleghi e delle sue colleghe, visto che c'è stata una grande ovazione. È vero, io ringrazio veramente tutti quanti perché comunque sono stati molto vicini a me e inoltre mi è piaciuta molto come manifestazione perché insomma è veramente molto vissuta e spero che ce ne siano altre e la gara è stata anche bella, non solamente per il primo posto però anche perché comunque fanno piacere questo tipo di manifestazioni. C'è stata una preparazione dietro, eh? Beh sì, c'è stata una preparazione, infatti loro lo sapevano perché vado sempre a correre ogni giorno e qui, oggi è anche il mio compagno. Ragazzi, fate un augurio. Eccezionale, quindi veramente doppi auguri da parte di lamaddalenatv.it, che è una web tv che va in tutto il mondo e ci auguriamo che le scuole sottufficiali e non solo possano seguirla tramite appunto il nostro canale. Allora, un'altra domanda al vincitore: 11.000 metri, cioè 11 km sono tanti? Sì, sono tanti e comunque sono stati molto coinvolgenti. È una distanza lunga, però per chi è appassionato a questo sport è una bella distanza. Non dimentichiamo che si celebra il 60° anniversario della scuola sottufficiali. Sì, il 60° anniversario della scuola sottufficiali e sono molto onorato di poter aver fatto il primo posto per onorare appunto il 60° anniversario della scuola sottufficiale La Maddalena. Lei da dove viene? Io vengo da Taranto, però qui i posti sono molto belli per poter fare questa disciplina, perché comunque il territorio offre tanto. Io ringrazio voi, ringrazio la Maddalena e ringrazio soprattutto i miei compagni, i miei amici che sono stati molto vicini. Cosimo Murri, numero 43, Vivi Città La Maddalena, 3 km. 3 km per te è stato un gioco? Sì, è facile, non è niente di strano. Tu ti alleni, vero Cosimo? Sì, per giocare a calcio. Come tuo papà Mario Murri, insomma, per chi non lo conoscesse, che ha calcato campi importanti. Sì. Senti Cosimo, è stato bello gareggiare tra adulti e ragazzi della tua età? Sì. Tu quanti anni hai? Io 12. È la prima marcialonga importante che fai? Sì. Com'è stata questa esperienza? È emozionante, bella. Tanti auguri. Grazie. Davanti al cannone della Marina Militare, dalle scuole CEM, con Gianluca Tondini, presidente della Croce Verde di La Maddalena. Gianluca, questo cannone rappresenta un pericolo, ma voi siete quelli deputati a eliminare i pericoli. Sì, certo, il nostro impegno è senz'altro quello di cercare di evitarli o quantomeno farli diventare il meno gravi possibile. A proposito di questa marcia longa, c'è stata la vostra presenza che comunque non manca in tutte le altre manifestazioni di qualunque tipo. Sì, assolutamente, come stavo dicendo adesso al comandante Buccilli, il rapporto tra la Croce Verde della Maddalena e la Marina Militare è sempre stato un bellissimo rapporto di collaborazione da quando noi siamo attivi. Abbiamo dato ancora oggi la nostra disponibilità a fare assistenza a qualsiasi tipo di evento, perché insomma la nostra presenza non è soltanto quella dell'emergenza sanitaria, ma è anche quella di dare una sicurezza a tutti coloro che partecipano a questo tipo di manifestazioni. Per la tua attività affidati a The Professional, vendita all'ingrosso, abbigliamento da lavoro e accessori. Distributore autorizzato abbigliamento sportivo Macron.
ti aspetta una vasta scelta di prodotti, abbigliamento promozionale e professionale, anche stampato o ricamato. Puoi visitare la nostra esposizione in via Indipendenza numero 5 alla Maddalena. Telefono 345 599 3405. theprofessional08@live.it. The Professional, i professionisti dell'abbigliamento da lavoro. Il piccolo Nicolò e il grande Roberto, entrambi Zanchetta, assessore e figlio che corre in questa vivicità. Sì, anche lui ha partecipato a questo appuntamento Vivicità, credo si sia divertito, ha partecipato con molti suoi coetanei, ha fatto la sua bella figura, sono contento per lui, ma sono contento soprattutto per questa manifestazione importante che ha visto la città di La Maddalena partecipare numerosa. Si ringrazia come sempre gli organizzatori Mariscuola La Maddalena per il 60° anniversario della nascita di questa importante mariscuola per la Maddalena, per la Sardegna e per l'Italia tutta. Siamo felici di aver dato anche noi il nostro contributo, l'amministrazione comunale ha partecipato anche nella fase organizzativa di questa importante manifestazione. Come assessore allo sport sono ben felice di aver dato anche noi il nostro contributo per la riuscita di questa manifestazione. Nicolò, senti, tu quanti chilometri hai fatto? 3 chilometri. 3 chilometri, ma vi ho visto partire velocissimi. Un po' è vero, però poi ci siamo stancati subito. Comunque tu sei arrivato sino alla fine. Sì. Quindi è stata un'esperienza bellissima che ripeteresti? Sì. Allora allenati perché la prossima è già alle porte. Va bene. Auguri Nicolò. Grazie. Il comandante delle scuole sottufficiali Gianluca Buccilli, un momento molto bello che ha visto coinvolta la Marina Militare Italiana e la cittadinanza tutta che ha partecipato, rendendo onore anche al 60° anniversario delle scuole sottufficiali. Sì, è stata una bella giornata di sport, una giornata di festa, di amicizia, di compartecipazione, siamo soddisfatti, speriamo che l'appuntamento possa proseguire anche negli anni a venire. Le scuole sottufficiali rappresentano un'istituzione importante qui alla Maddalena, quindi la vostra presenza è sempre una presenza forte. Sì, ne siamo consapevoli, siamo parte integrante di questa comunità e anche attraverso queste manifestazioni, queste iniziative prendiamo parte alla vita della comunità. C'è stato il coinvolgimento di molti vostri allievi che insomma hanno aderito volentieri, quindi in qualche modo si condivide veramente l'esperienza sportiva che va poi oltre. Sì, i nostri allievi sono tutti giovani, quindi sono atleticamente in forma e certamente hanno piacere di passare una giornata facendo attività sportiva con i loro coetanei di questa località. Ecco, la Maddalena che ha celebrato proprio oggi il 60° anniversario delle scuole sottufficiali è destinata con piacere, immagino comandante, ad ospitare le scuole sottufficiali, ad ospitare la Marina, dove tra virgolette ospitare è un termine improprio sicuramente perché qui ci sono le radici all'isola della Maddalena. Sì, la Marina è una presenza storica nell'isola, è una presenza che data più di 2 secoli fa, le tracce di questa presenza sono pressoché ovunque e che una presenza si è sviluppata nel tempo continuando ad essere parte di questa realtà. Grazie per la sua gentilezza comandante, tanti auguri. Dalla scuola sottufficiali Marina Militare, Lorenzo Impagliazzo per la MaddalenaTV.it, redazione web Massimiliano Marras.